No, no, andiamo sempre. Vai a poco. Ma la sfida sicuramente è stata il passato, ci precedono 7 generazioni che hanno superato di tutto, guerre mondiali, guerre di dipendenza, e quindi sicuramente un incendio non ci poteva fermare. Quando io ho visto tutti i bottai che con le lacrime hanno affrontato il problema e con quanta volontà hanno voluto ricominciare a lavorare, non avevo dubbi che l'avremmo risolto velocemente. Certo, non avrei immaginato che saremmo riusciti a farlo in questo tempo, forse di record. Non crediamo di essere in grado di dare delle lezioni. Io credo sicuramente che quando uno ha un obiettivo, ci crede fino in fondo e giorno per giorno, mattone su mattone lo costruisce, si arriverà sempre ovunque. Non può piovere per sempre, quindi prima o poi gli obiettivi si raggiungono. Sicuramente è un esempio incredibile di come si possa operare all'interno del nostro territorio, e questo ci riporta alle radici della nostra cultura, una cultura fatta di persone laboriose, di persone che non si arrendono mai, di persone che guardano sempre al futuro. All'interno delle scuole dovremmo portare questi esempi, perché abbiamo troppi esempi negativi di gente che si arrende, di gente che non vede un futuro. Qui invece abbiamo l'esempio opposto di gente che, nonostante una disgrazia che gli è successa, si è rimboccata le maniche e in breve tempo è riuscita a ricostruire un capannone, 100 giorni esattamente. Direi straordinario, anche perché siamo davanti a un'azienda del 1775. Siamo davanti a un'azienda che ha chiuso solo 2 volte durante i 2 conflitti mondiali, e questa volta in parte per qualche giorno per questo incendio. 100 giorni ripristinato tutto, si torna a produrre più di prima con i turni, direi merito alla famiglia Garbellotto, ai lavoratori e a tutti quelli che hanno difeso questa partita.